Al Salone Nautico di Venezia non solo barche da sogno e yacht di lusso, c'è spazio anche per sport, cultura e intrattenimento, in particolare per i più giovani, come l'alternanza scuola-lavoro, che ha portato gli studenti degli istituti veneziani Cini Veniere e Morosini alla terza edizione del Salone Nautico. I ragazzi sono attivi in operazioni legate alla nautica e nell'assistenza in banchina, oltre che nell'informazione via radio alle unità che entrano ed escono dall'arsenale. Anche quest'anno quindi i giovani dei due storici istituti veneziani accomunati dalla nautica hanno avuto l'opportunità di sperimentare con impegno ed dedizione tutto ciò che riguarda la vita sul mare. Inserita in un contesto come il Salone Nautico e fortemente voluta dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, l'alternanza scuola-lavoro rappresenta un valore aggiunto non solo come crescita personale, ma perché dà la possibilità di avere un contatto con la realtà professionale. Abbiamo cominciato un percorso 6 mesi fa sviluppando un po' le varie tecniche di costruzioni, dalle cose più semplici, via via aumentando le dimensioni, aumentando la complessità, fino a quest'ultima barca che vedete qua alle mie spalle, che è stata cominciata un mese fa, il 2 maggio, e che presentiamo al Salone Nautico. Faremo il varo domani alle 3, domani sabato alle 3. È il risultato in pratica di un percorso insieme di studio ed è anche un po' una rivisitazione delle forme tradizionali, degli scaffi tradizionali che si adattano bene alle nostre acque, alle acque della laguna basse. Con il Salone Nautico l'arte navale torna davvero a casa, ovvero nella fabbrica di barche più importante d'Europa, l'Arsenale. Qui si possono ammirare le tipiche imbarcazioni frutto del lavoro e dell'esperienza manuale di 7 imprese artigiane della laguna. Dai loro cantieri le linee classiche della tradizione navale veneziana raggiungono il mercato internazionale e si stanno facendo apprezzare in tutto il mondo. 7 imprese, un solo denominatore comune, un forte amore per le imbarcazioni in legno della tradizione veneziana. È una delle regate più suggestive e affascinanti, si svolge in notturna e unisce Venezia e Novigrad, città nuova d'Istria. Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, dal 9 al 12 giugno torna la Transadriatica. Questa del 2022 è la 37esima edizione, alla quale partecipano circa 40 imbarcazioni che devono obbligatoriamente navigare entro le 6 miglia dalla costa. Ma la vera peculiarità della Transadriatica, organizzata dal Diporto Velico Veneziano, consiste nell'unire le due città, Venezia e Cittanova d'Istria, all'insegna dei valori di amicizia, sport e ambiente. Ritorniamo a incontrare i nostri amici di Cittanova che ci accolgono dopo una prima manche disputata la notte. Trascorriamo una giornata presso questa meravigliosa cittadina di Cittanova e poi la sera del sabato si riparte, si fa una seconda manche di ritorno la notte per tornare a Venezia. È una manifestazione che noi consideriamo la più importante per il nostro circolo e che coinvolge i circoli di tutto l'Alto Adriatico. La partecipazione in passato è stata molto numerosa, anche con più di 50 imbarcazioni iscritte. Le autorità di Cittanova ci hanno sempre accolti con gioia, organizzando eventi, manifestazioni, iniziative appunto per far sì che anche la città di Cittanova venga sempre più conosciuta in Italia, in particolar modo a Venezia. E grande novità del Salone 2022 è la Scivoga, la manifestazione che unisce 2 grandi sport come lo sci e la voga alla veneta.
Nata da un'idea del vulcanico Mirko Sguario, ideatore anche della Venice Hospitality Challenge, la Scivoga ha preso il via a fine marzo sulla neve di Cortina d'Ampezzo, mentre il Rio delle Galeazze all'Arsenale ha ospitato l'atto conclusivo di questa prima edizione della Scivoga, nella quale si sono sfidati ben 8 equipaggi a bordo delle caorline. Abbiamo riscontrato un grande interesse per questa unione dello sci con la Voga e soprattutto anche di Cortina con Venezia, che è sempre stato un legame molto, molto solido, molto bello. Il 70% dei concorrenti non era veneziano, quindi vuol dire che noi abbiamo seminato un interesse per la Voga notevole, per la città, per i circoli di Voga veneziani, e sono certo che il prossimo anno parteciperanno quasi tutti. La mia soddisfazione è ancora maggiore perché il mio circolo, il circolo che ho fondato, lo Yacht Club Venezia, che ha sede a Sant'Elena, si è dimostrato all'altezza di questa manifestazione con un grande sciatore e con grandi rematori. Il vincitore è stato il mio circolo, lo Yacht Club Venezia. L'anima green del Salone Nautico non poteva ignorare un tema di estrema attualità come l'abbandono dei rifiuti, e lo fa in maniera ludica e sensoriale attraverso esperienze formative rivolte ai bambini che tramite ad esempio uno stereoscopio possono capire qual è la differenza tra una sabbia marina con e senza plastiche all'interno. Ci sono poi gli indovinelli per individuare le numerose tipologie di rifiuti e differenziarli nel modo corretto, nonché tantissimi giochi anche di ruolo, sempre a tema rifiuti e riciclo, risparmio delle risorse e rispetto della biodiversità. Tra le tante attività che il Salone propone al visitatore per avvicinarsi al mondo della nautica, c'è anche la possibilità di sperimentare gli sport remieri, tra cui voga alla veneta, vela, canoa, kayak, dragon boat, e si può anche andare in gondola grazie all'associazione Gondolieri Venezia. Nel tranquillo specchio d'acqua del Rio delle Galeazze, le prove avvengono in assoluta sicurezza grazie alla presenza di assistenti esperti. I bambini possono provare la voga alla veneta, possiamo fare dei laboratori su barca e soprattutto spiegare anche l'arsenale monumentale, che ancora oggi ha ritrovato la sua vitalità attraverso queste imbarcazioni. Però non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti, quindi l'arsenale ha anche tutta una sua storia molto importante da tramandare ai bambini. Dobbiamo dire anche che questa è la gondola di Giupponi, un grande maestro d'ascia che è una gondola in lustro fin, ed è molto importante far capire anche ai ragazzi in che tipo di gondola vogano. Abbiamo le forcole di Carli, quindi forcole di un maestro d'ascia, che è stato il padre di tutti i maestri d'ascia. I ragazzi già in questa gondola entrano subito a far parte della storia veneziana. L'acqua è una naturale cassa di risonanza del suono, e allora suonare galleggiando sullo specchio della laguna fa provare sicuramente vibrazioni inedite e nuove. Floating Waves Concert nasce da un'idea del pianista e compositore comasco Alessandro Martire, desideroso di rendere omaggio attraverso la propria musica e il proprio pianoforte allo splendore impareggiabile della natura. Le sue performance al Salone Nautico hanno luogo su una piattaforma galleggiante che si muove lungo la darsena dell'Arsenale, incantando tutti i presenti.
Floating Waves Concert è un progetto nato nel 2019 sul lago di Como, che è la mia regione natale, e ha come obiettivo di portarlo in contesti unici al mondo. Venezia sicuramente è una città straordinaria, una città unica al mondo, e quindi non vedevo l'ora di portare il mio floating concert e il mio pianoforte Waves qua a Venezia. Una grande emozione, poi farlo anche comunque non soltanto una volta ma più giorni, ha delle sfumature diverse, dei mood diversi, e questo mi dà sicuramente tanta emozione, ispirazioni nuove. L'album uscirà in autunno, è un disco ispirato alla natura, ispirato al mondo, e quindi diciamo che tutto quello che riguardano luoghi dove io ho preso ispirazione. E sono esibizioni di assoluta magia quelle di Cristiano Perseu con il flyboard all'interno del bacino di carenaggio dell'Arsenale di Venezia. Dopo 2 edizioni sono riuscito a essere testimonial del Salone Nautico, per me è un onore, è un piacere volare a Venezia, spero che non sia l'ultimo ma sia il primo di tanti appuntamenti, perché sappiamo benissimo Venezia è la città più bella del mondo, insomma. Per me quindi è un onore essere qua. Io qua faccio 3 spettacoli giornalieri, dove faccio delle dimostrazioni di performance freestyle per far vedere alla gente cosa è flyboard, per farlo scoprire. Perseu è un vero campione di questa disciplina, è infatti il rider professionista col più alto numero di spettacoli realizzati sia in mare sia in altri bacini d'acqua, incluse le piscine. Ho provato in Sardegna nel 2014, una semplice lezione, dopodiché la voglia di continuare era tantissima, ho comprato l'attrezzatura e ho iniziato l'avventura del flyboard. Dopo 3 mesi di attività ho iniziato a partecipare a manifestazioni internazionali, ho iniziato a fare le esibizioni all'estero, quindi Abu Dhabi, Cancun, Dubai, eccetera, e da lì è nata la professione di rider freestyle. Freestyle con il flyboard lascia letteralmente senza fiato chiunque si trovi ad assistere alle sue evoluzioni. Sembrano effetti speciali, invece è tutto reale. Ho 2 allenamenti, uno in acqua e uno con il mio allenatore che sta in Sardegna, Carlo Piras, che è il mio manager tecnico e insomma un personal trainer di tutto il rispetto, che cura la mia preparazione atletica, quindi una parte è a terra, una parte è in acqua. In acqua giornalmente sono 10-15 minuti perché il carburante costa, quindi devo compensare con l'allenamento a terra e fondamentalmente faccio 3 ore al giorno.